siamo sempre qui in centro a Padova, in piazza Garibaldi, nel nostro studio trasparente di vetro. Siamo con Eugenio Gattolin, segretario FIPE, Commercio del Veneto. Stiamo parlando di rincari delle materie prime, degli energetici, con purtroppo ripercussioni molto plausibili su tanti beni di necessità, non prima ma anche seconda, comunque di necessità dei cittadini. Oltre al fatto che alcune aziende, le acciaierie, ma non soltanto, che parliamo anche di vendita di automobili per esempio, hanno detto che chiudono le produzioni perché non è conveniente tenere aperto nel momento in cui costa così tanto produrre, cioè, questa è una cosa molto seria. Allora, da una parte la mancanza di materie prime ha reso difficoltoso anche da parte delle concessionarie a poter mettere a disposizione in tempi brevi agli acquirenti le automobili, per cui già questo è un po' un problema. E c'è stato un calo nella vendita, poi tra l'altro mi risulta, degli autoveicoli. Dopo una leggera ripresa c'è stato nuovamente un crollo? C'è stato un grosso calo nella vendita, ma anche per la non disponibilità di autovetture per un certo periodo, proprio perché mancavano alcuni pezzi che chiudevano un po', ed è questa una follia. Dall'altro i costi soprattutto dell'energia, bolletta elettrica, luce, gas, per alcuni comparti è veramente pesante, ma non solo per chi trasforma, per chi produce, per cui ha bisogno di macchinari che funzionano con il gas, per cui con la produzione di calore, ma anche per l'energia elettrica che viene utilizzata anche per le superfici di vendita, piuttosto per alcuni processi di produzione finali dei prodotti alimentari o altro. E l'incremento è veramente significativo, tale da poter rivedere il modello anche di business, e in parte e significativamente anche i costi e la sostenibilità dei costi rispetto a un'impennata così pesante dei prezzi. Sì, perché poi se si riesce il governo ha cercato di calmierare i costi per quel che riguarda i consumi energetici delle famiglie, facendo sì che la famiglia si sobbarchi un 30%, non altrettanto ancora per le piccole e medie aziende? Per adesso non ci sono provvedimenti che aiutano, sono provvedimenti che fanno dilazionare la possibilità di pagamento, interventi per gestire con credito d'imposta aumentato per questo aumento del costo, ma interventi che possano gestire direttamente in tempi brevi questo importante cambiamento non ce ne sono. Sono anche così rilevanti per cui è anche difficile andare chiaramente a intercettare quali possono essere gli strumenti economici più idonei e sostenibili per rendere meno impattante per le imprese questo grande. Ma secondo lei quel più 6% di PIL, no, che si era paventato, quindi eravamo partiti con settembre con grandissime prospettive, un'apertura del commercio estero, delle attività comunque di produzione diciamo andavano benissimo, si potrà mantenere oppure a seguito di queste variabili imponderabili che però ci sono entrate in gioco, ai noi non sarà mantenuto? Ma per quanto riguarda questo impatto che inciderà sull'ultima parte dell'ultimo mese di quest'anno, inciderà in maniera molto più rilevante nei prossimi mesi, non avrà grossa incidenza nel PIL dai dati che abbiamo a livello nazionale per questa annualità, non sarà solo il 6,1%, sarà il 6%. Il 6 non è male, insomma. No, è un grande rimbalzo, però un grande rimbalzo importante, ma già la previsione per il 2022 e 2023 sono già un paio di punti in meno, per cui da 4,3 l'idea del 22, che è risalita anche attraverso le risorse del PNRR. Per cui eccolo là, infatti siamo arrivati. Questo diventa un'occasione importante per tenere in parte il rimbalzo che abbiamo avuto nel 21, ma soprattutto andare a individuare quali possono essere gli elementi strutturali da poter inserire all'interno del nostro sistema economico e sociale in grado di aiutarci a rendere strutturale proprio questa crescita. PNRR, eccolo lì, adesso dovrebbe, insomma, come diceva Draghi, tutto dovrebbe essere allineato e bisognerà poi vedere che cosa sostanzialmente arriva e come viene gestito, a favore di chi, per quale tipo di progettualità. Che prospettive ci sono per quel che riguarda la categoria che lei rappresenta, che poi è una categoria molto estesa perché stiamo parlando commercio, servizi, turismo e quant'altro, no? Pubblici esercizi, cos'altro avete voi?
ricettività. Tutto il terziario. Diciamo, anche discoteche. E anche discoteche dopo che fanno parte della stessa pacchettone. FIPE, tra l'altro. Allora dopo ne parliamo comunque. Cosa vede? PNRR. Allora, PNR, tanto l'impatto economico, il valore è importantissimo per l'Italia, forse il primo paese per quantità di risorse destinate al PNR a livello europeo. Derivano anche se si dimentica troppo di enunciarlo, dal finanziamento che si chiama Next Generation EU, che vuol dire per le prossime generazioni, perché questo è l'elemento guida, tra l'altro, che deve caratterizzare l'investimento del PNRR, per cui creare, strutturare al meglio l'organizzazione dello Stato e gli interventi di innovazione perché possano rendere più solida anche nel tempo la nostra economia. Quindi questa è la prima attenzione. Il primo elemento su cui lo Stato si è concentrato, su indicazioni chiaramente della Commissione europea, è quello burocratico, di gestire e migliorare i processi burocratici. Questo hanno un costo indiretto per le imprese rilevantissimo. Allora, su questo lavoro si sta concentrando, sta avviando l'attività. Non è ancora partita però. No, adesso hanno organizzato intanto delle task force amministrative a livello regionale, comunale e anche a livello nazionale per intervenire sui problemi, sulle normative, sui processi burocratici. E questo è un costo che non viene molte volte esplicitato, ma che incide in maniera rilevante nelle imprese. Per cui poter avviare un processo di deburocratizzazione serio, di gestione con delle regole chiare, precise, ma anche con degli strumenti operativi semplici e chiari, senza dover ripetere in più occasioni le stesse procedure, approfittando anche e valorizzando l'aspetto della digitalizzazione nella pubblica amministrazione. Questo è già un elemento importantissimo per favorire lo sviluppo delle imprese, di quelle che ci sono e di quelli che vorranno aprire. L'aspetto, la difficoltà di avere anche solo l'elenco delle varie procedure che devono essere fatte per chi intende avviare un'impresa molte volte va a rendere le persone si sfiduciano e evitano di avviare proprio l'impresa proprio perché vedono una eccessiva presenza burocratica e ingestibile anche per certi aspetti, soprattutto nelle fasi di avvio. Ma avete fiducia in questo? Perché quante volte se ne è parlato, quanti governi sono passati che avevano come obiettivo che si sarebbero retti sostanzialmente su questo tipo di intervento e poi abbiamo visto il nulla di fatto. Sembra quasi impossibile nel nostro paese, ma anche a livello territoriale, agire su questi meccanismi. Che fanno inorridire lo straniero, perché poi gli stranieri qui da noi sono reticenti a investire anche per questo discorso. Assolutamente sì. Per quanto riguarda i processi che sono gestiti anche a livello locale, penso dalla regione agli enti locali, il nostro compito in questa fase è quello di monitorare ciò che si sta facendo. Per adesso hanno già avviato un lavoro iniziale di mappatura delle leggi che devono essere riviste, rimesse a posto di procedura amministrativa. Il nostro compito è di monitorare periodicamente il lavoro che viene fatto perché non abbiamo più il tempo per poter rinviare costantemente, fare dichiarazioni di principio e poi la pratica lasciarla andare sempre più avanti. Oggi abbiamo la necessità di fare dei passi significativi e strutturali e su questo il nostro compito è vigilare e verificare se gli impegni dichiarati poi sono sostenuti nel corso del tempo di questi mesi. Ricadute a livello regionale, territoriale, che cosa si prospetta? Quindi abbiamo sempre parlato con le varie categorie coinvolte, dice sì, per noi arriverà questo, per le varie attività, visto che sono frantumate, sono tante, cioè che cosa si prospetta? Da una parte il miglioramento di una serie di infrastrutture viarie diventa estremamente importante in un territorio così turistico. E questo c'è una pianificazione, una programmazione che speriamo venga e vigileremo perché venga attuata perché permette una migliore visibilità e anche utilizzabilità degli diversi spazi, dei diversi territori con un'innovazione nei processi non solo urbanistici ma anche della viabilità, delle strade, di mobilità leggera, per cui questi interventi sono utili per facilitare il sistema terroristico. Dall'altro ci sono interventi diretti sulla digitalizzazione
che possono aiutare da una parte le imprese a velocizzare alcuni aspetti di gestione operativa, dall'altra alcune competenze necessarie per poter porsi nel mercato in maniera più strutturata e più innovativa. Questo è importante. Per le competenze, gli altri ambiti risentono della carenza di personale qualificato, comunque di personale, di lavoratori. Come sta andando il commercio? Perché un po' girando, adesso vabbè ci troviamo un po' in centro, però si vede che in molti negozi, fino anche a qualche giorno fa, cercasi per dire commessa, addetto a, quindi c'era una certa ricerca. Le aziende produttrici hanno una carenza assoluta, cioè veramente grosse mancanze, e anche nel turismo si lamentava questo. Adesso in questo preciso momento non lo so, chiedo un po' a lei qual è la situazione, stato dell'arte. Resta un po' un problema in alcuni settori molto pesante dell'incrocio della domanda e dell'offerta, per cui c'è una disincrasia, una difficoltà enorme da parte di chi cerca lavoro di trovare anche le modalità idonee per riuscire a trovare anche le imprese che possono accogliere. Sembra un paradosso in questo periodo, non è mai stato così strano. Allora abbiamo da una parte un numero significativi di persone che cercano lavoro ma che hanno competenze che sono diverse rispetto a quelle che sono richieste dal mercato. C'è la difficoltà di poter accogliere persone che non sono immediatamente gestibili e spendibili. Immediatamente spendibili, questo è un aspetto, perché l'azienda ha l'aspettativa immediatamente trova la persona di farle rivestire quel ruolo, facendo dare quelle mansioni, quei compiti. Però la formazione di cui si è sempre parlato, la preparazione, è ovvio che non tutti nascono i cambiamenti in atto anche nel fare impresa e nel lavorare all'interno delle imprese sono estremamente significativi, per cui il lavoro che stiamo facendo è conciliare, riuscire ad avviare, accompagnare persone in modo da poter avere quelle competenze richieste nel mercato del lavoro nei contesti in cui sono chiamati a dover lavorare, per cui un grosso lavoro di pianificazione di attività formative, anche chiaramente con sostegno del finanziamento della regione, degli enti bilaterali. E ci sono quindi questi corsi assolutamente finanziati? Sì, e il nostro lavoro grosso è quello di poter adesso avvicinare le competenze delle persone, dei soggetti che cercano lavoro alle esigenze e richieste delle imprese, in modo da rendere anche più competitive sia le persone ma anche le imprese. Ecco, pubblici esercizi è l'altro aspetto che lei rappresenta, comunque, dove c'è questa mancanza di persone preparate, anche di giovani ma preparati, perché lì ha a che fare direttamente col cliente. Il cliente paga ma ha l'aspettativa di essere in qualche modo, tra virgolette, servito, ma insomma a dovere avere un certo tipo di servizio, soprattutto quando poi si parla di hotellerie, è tutto un mondo molto delicato, molto particolare, e lì purtroppo ci sono delle lacune importantissime, oppure molte strutture fanno capo delle cooperative e le persone non ricevono una retribuzione congrua, insomma si stanno creando dei meccanismi abbastanza perversi, no? Sì, il tema è anche, aggiungerei, anche la difficoltà di poter programmare l'attività aziendale, per cui a volte più spesso di prima si utilizzano contratti più a breve termine proprio perché non hai la serenità e tranquillità. Dall'altra abbiamo che non ci sono scuole che preparano certe figure professionali che sembrano svolgere un'attività semplice, ma non è così. E allora il problema oggi è quello di riuscire intanto a avvicinare di più il mondo della scuola a queste tipologie di attività, che sono attività impegnative, che creano anche una capacità di fare anche un po' dei percorsi nuovi e poter anche avere una sorta di mobilità interna all'interno di tipologie di imprese molto più elevata rispetto ad altre, perché una competenza che garantisce maggiormente il lavoro, non solo magari il posto ma proprio anche la professionalità. Bisogna incrementare la competenza professionale perché ciò avvenga. Dall'altra la possibilità da parte delle aziende di poter ottenere, questo sarà il compito anche, speriamo, del PNRR, una riduzione del costo del lavoro, non della retribuzione, ma del costo del lavoro, perché la differenza tra ciò che un imprenditore impegna e ciò che arriva al personale dipendente è veramente ormai molto molto ampia la forbice. Per cui... Torniamo sul discorso del cuneo fiscale, che è un aspetto comunque molto rilevante, subito dopo la pubblicità, tra pochissimo.